Come avete visto c'è dietro a tutto un grande lavoro, ma naturalmente per questo grande lavoro ci deve essere anche dietro un protagonista, anzi una protagonista in realtà. Questa serata la vuole come protagonista e la avrà anche più tardi come protagonista, però in questo momento la vorrei qua con me, Elena Mondin. Scusate, ma io non ho sentito bene l'applauso, su! Elena, giusto per accogliere i nostri ospiti, lascio a te il microfono per qualche attimo. Beh, che dire, intanto grazie a tutti di essere qui, sicuramente non mi aspettavo così tante persone, vi ringrazio e ci vediamo dopo per quello che devo dire. Ci vediamo dopo con Elena. Io vi ricordo che noi siamo qua per una stanza per un sorriso. Quello che andremo a presentare questa sera è un qualcosa che ha a che fare con il territorio, ma soprattutto ha a che fare con il sociale, con le problematiche che ogni giorno la vita ci porta a combattere o comunque a supportare. Una stanza per un sorriso, poi ne parlerà bene Elena, è un'associazione che dà una mano alle donne che stanno combattendo la loro battaglia. Noi il 18 ottobre specialmente siamo qua per questo motivo, ma per esserci abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e della collaborazione di tutti, ed è per questo che adesso io chiamerò qua una serie di ospiti che sono parte integrante del progetto. Vorrei chiamare quindi per le istituzioni l'assessorato alla cultura Ketty Bavaresco, Comune di Setteville. Da un punto di vista protocollare noi dovremmo sederci. Da un punto di vista pratico si è fatta una certa ora e quindi andremo semplicemente a compiere il nostro compito. Vorrei che il Comune di Setteville dicesse qual è la sua parte e qual è la sua gioia nell'accogliere questo evento. Ketty Bavaresco. Beh, quando l'anno scorso Elena ci ha proposto di essere parte attiva nell'organizzazione della Pink Power, abbiamo detto subito sì. Non si sente, vabbè. Abbiamo detto subito sì di essere parte attivi alla Pink Run perché è una cosa in cui crediamo, perché il sostegno a chi sta passando un momento difficile è la cosa fondamentale e chi, meglio di chi ci è passato, può dirci come comportarci. Quindi il Comune di Setteville c'è sempre. Grazie. È un saluto istituzionale che accogliamo con gioia, grazie al Comune di Setteville che sappiamo, c'è anche qui il sindaco Bruno Zanolla tra il pubblico ma anche altra parte dell'amministrazione comunale, grazie, siamo certi che riusciremo a fare insieme un bel lavoro. Ed ora andrei, Elena, alla parte che riguarda anche la sicurezza. Per quanto riguarda la sicurezza, con noi avremo le protezioni civili o la protezione civile congiunta, e qua desidererei avere vicino a me per la protezione civile di Quero Diego Luban. E ormai chiamerei con noi anche la protezione civile di Alano, il presidente Roberto Collavo. Naturalmente noi abbiamo delle competenze che non vanno certo nel senso delle vostre ed avremo bisogno che la protezione civile il 18 ottobre ci sia al fianco. Vorrei, cominciando da Diego Luban, un saluto da parte della protezione civile di Quero e, bene o male, quale sarà il vostro compito operativo? Beh, allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie Alex per la presentazione della protezione civile. Allora, quello che faremo quel giorno, soccorso sanitario, avremo a disposizione un'ambulanza con la dottoressa Anna Coppe che ci farà da referente, quindi la
vogliamo ringraziare sin d'ora per la presenza. Dopodiché, per quanto riguarda il piano della viabilità, andremo a replicare il format applicato l'anno scorso, quindi la chiusura di via Spalò all'inizio, dove ci sarà tutto il gruppone sulla strada, mentre le altre strade non verranno chiuse, però verranno monitorati gli incroci e gli attraversamenti pedonali grazie al supporto della Protezione Civile di Quero, di Alano, che ringrazio, che è qua vicino a me, il loro rappresentante, il presidente. E inoltre verrà posata lungo il percorso la cartellonistica che avvisa gli automobilisti che c'è la manifestazione in corso. Quindi questo sarà quello che andremo a fare, ripeto, non andremo a fare altro che replicare il piano dell'anno scorso che abbiamo visto che non ha dato particolari problemi. Quindi adesso cedo la parola a Roberto per un saluto dei nostri colleghi di Alano di Piave. Grazie, buonasera a tutti, vi porto i saluti anche dalla parte della Protezione Civile di Alano e facciamo un complimenti agli organizzatori per questo tipo di evento che è molto sentito e partecipiamo molto volentieri per le tematiche che sostiene, e bene o male il nostro compito sarà un po' quello uguale alla Protezione Civile, quello solo che lo faremo lato Alano, e quindi è un piccolo contributo che diamo alla sicurezza, ma lo facciamo ben volentieri per la causa. Grazie alla Protezione Civile. Oltretutto quest'oggi abbiamo anche un po' svelato quello che è un retroscena che speriamo di riuscire a mettere in campo. Io ho anche il piacere di avere qua stasera un gruppo importante della provincia di Belluno che riguarda il settore automobilistico, che è Meet and Street. È un gruppo che organizza raduni autosportive e ci stanno dando l'occasione probabilmente ai margini, ma non ai margini, cioè alla testa di Pin Power, di essere il 18 ottobre dei nostri e quindi celebrare Pin Power anche sulle strade comunali con una sfilata di auto di un certo livello che vadano a toccare non soltanto il percorso di Pin Power ma anche altri luoghi proprio del comune di Setteville, i più belli che abbiamo dalla terraferma alle montagne. Quindi grazie anche a Meet and Street, sveleremo poi questo tipo di collaborazione e li ringrazio fin da ora per questo entusiasmo nel volersi iscrivere a Pin Power. Grazie. Posso congedare la Proloco se vogliono, altrimenti restano qua perché io adesso andrò a chiamare un'altra istituzione importante di questo comune che ha premesso non farmi parlare, ma naturalmente la promessa da marinaio che le ho fatto non verrà mantenuta. Per la Proloco di Quero, la presidente Teresa Gallina. Teresa, buonasera, grazie per la pazienza. Io so che tu mi hai chiesto non farmi parlare, però naturalmente l'occasione è così importante, no? Per quanto riguarda noi di Pin Power, riteniamo che la collaborazione con la Proloco, non soltanto in questa occasione ma anche in altre, sia uno dei fondamenti. Abbiamo bisogno della vostra accoglienza e della vostra competenza. Io ti lascerei il microfono giusto per dirci cosa farete per noi il 18 ottobre. Bene, allora stiamo organizzando 2 serate, il sabato e la domenica. Il sabato abbiamo intenzione di chiamare un gruppo, i segnali caotici, e la domenica parteciperemo in massa alla camminata. Anch'io. Teresa. Sapete che mi parlare così non mi piace tanto. Le diamo un po' di coraggio. Allora, noi siamo sempre qua che andiamo a vivere le feste di paese, no? Come questa sera il Baracca è stato tanto bravo ad accoglierci. Noi siamo sicuri che anche il 18 ottobre, così come alla prossima sagra degli Stios, la Proloco di Quero farà un lavoro eccellente che ci darà lustro in tutta la regione del Veneto. Grazie.
Avrei adesso piacere di avere qua al mio fianco, e si potrebbe anche portare il microfono se non vuole rimanere lì, il vicepresidente dell'associazione organizzatrice. Lo scorso anno la prima edizione di Pink Power fu delegata ad un'associazione esterna, ad una grossa associazione veneta che si occupa di sport. Quest'anno abbiamo voluto, probabilmente con un pizzico di audacia, portare in paese anche l'organizzazione. È stata fondata un'associazione che si chiama Quota 632, ovvero l'altitudine del Monte Corella, che ha come vicepresidente Omero Mondin alla console. Sì. Sentite, già, è meglio che... No, funziona, è colpa di Alex che usa male il suo microfono. Rimango alla console, che è il mio posto. No, sto qui, sto bene qui, mi vedete comunque, mi vedrete sempre in questa posizione. Siamo un'associazione che dovrebbe fare sport. Il progetto Pink Power è ben oltre lo sport, ma lo facciamo volentieri perché siamo degli amici. Ci troviamo la sera, ci troviamo di notte, ci troviamo di giorno, andiamo al mare assieme, andiamo a fare tante cose, e mentre facciamo tutte queste cose pensiamo anche a Pink Power. Lo facciamo, è un onere, è anche una responsabilità. Alex te lo ricorda sempre che non dobbiamo prendere sotto gamba le responsabilità che comporta organizzare un evento così grande, così pensato in grande, ma lo facciamo, come dice lui, lo facciamo con il cuore, perché è una cosa che ci crediamo. E viva Elena, ragazzi! Desidero ringraziare, oltre ad Omero che è alla console, anche tutta Valdo TV, in particolar modo naturalmente il regista Carlo Stramare, che anche stasera con la sua troupe è qui a coordinarci, e non soltanto, perché naturalmente le sorprese audiovisive non sono finite. Non sono finite, le vedremo tra un po', anzi con una proiezione secondo me toccante per certi versi, che coinvolge molti di voi che hanno partecipato nel 2025. Grazie a Manolo, naturalmente. Vorrei però ora mi avvicino a lei perché dovrò cederle il microfono, perché il senso di tutto questo solo lei lo sa veramente descrivere per come va descritto. Elena, io credo che noi faremo un buon lavoro. Sono assolutamente convinto che riusciremo a fare un buon lavoro, perché ci stiamo mettendo l'impegno. La passione credo che si veda, l'impegno è quello che ci vorrà, e credo che anche stasera si noti. Noi, credo di interpretare il tuo pensiero, fino ad ottobre saremo sul pezzo, divertendoci, ma sul pezzo. A te invece lascio veramente la parte emotiva di questa serata, che so saprai leggere nel modo... il microfono. Avete mai pensato a quanto valore possa avere una semplice ciocca di capelli? Non parlo di estetica, di moda o di vanità, ma parlo di qualcosa di molto più profondo. Parlo di identità, di dignità, di quella forza silenziosa che permette di riconoscersi allo specchio nei momenti più difficili. Buonasera a tutti, io sono Elena e voglio portarvi dentro una storia che parla di rinascita. È davvero emozionante per me vedere così tante persone qui questa sera, unite da un filo invisibile ma resistentissimo. La vostra presenza stasera è la prova che questa comunità non vuole solo stare a guardare. Sapete, Pink Power non è nata in un ufficio e non è un piano di marketing, è nata esattamente da qui, dalle persone.
Già, nasce dalla voglia viscerale di non far sentire nessuno solo, specialmente chi sta affrontando la tempesta del cancro. È una battaglia che purtroppo tocca quasi tutti di noi, direttamente o indirettamente. Io faccio parte di un'associazione che ha un nome bellissimo, Una stanza per un sorriso. Sono la referente per il Veneto e la nostra missione, è tanto semplice quanto fondamentale. Vogliamo stare accanto ai pazienti oncologici offrendo un supporto concreto, ma soprattutto offrendo affetto. Perché la medicina cura il corpo, ma l'amore cura l'anima. Personalmente mi occupo di un aspetto che mi tocca il cuore ogni singola volta, la raccolta della donazione dei capelli. Pensateci un attimo, capelli veri, donati da persone che decidono di privarsi di una parte di sé per regalarla agli altri. Non è fantastico? È un gesto di solidarietà pura, quasi magico nella sua semplicità. Questi capelli non restano qui, io li raccolgo e li invio alla nostra sede centrale di Altamura. Lì mani esperte li trasformano in protesi craniche, ovvero parrucche fatte di capelli naturali. Non sono semplici accessori, credetemi. Sono strumenti che permettono alle donne in chemioterapia di sentirsi ancora loro stesse. Immaginate quel momento, guardarsi allo specchio e non vedere solo la malattia, ma ritrovare il proprio volto. È un pezzettino di normalità in un mare di caos. Ma oltre alle parrucche, noi cerchiamo di esserci, di ascoltare, di accogliere, di dare un abbraccio che a volte passa anche attraverso il silenzio e la sola presenza. Ed è proprio da questa esigenza di vicinanza che è nata l'idea di Pink Power. Voglio chiarire una cosa, non è solo una camminata sportiva, non è un evento da scrivere sul calendario, non è niente di tutto ciò. Sembra quasi un bisogno proprio di stare accanto agli altri. Non è una semplice passeggiata, è una passeggiata che si trasforma in un abbraccio collettivo, una rete di protezione. L'anno scorso abbiamo vissuto qualcosa di incredibile. Onestamente è andata oltre ogni più rosea aspettativa, per rimanere in tema. Ma la cosa che più mi ha colpito non sono stati i numeri, ma la sinergia. Sinergia, una parola che usiamo spesso, ma vediamo poche volte realizzata in un modo così tangibile. C'erano tutti, dagli insegnanti delle scuole, dalle materne alle secondarie, c'era la Proloco, l'amministrazione comunale, le associazioni locali, le attività produttive e tantissimi volontari che hanno dato il loro tempo senza chiedere nulla in cambio. Questa è la vera anima del nostro territorio. Un'intera comunità si unisce per un obiettivo così nobile e succede qualcosa di straordinario. Si rompono le barriere e si crea un senso di appartenenza che resta anche dopo che l'evento è finito. E a proposito di supporto, voglio fare un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale, perché proprio grazie all'amministrazione del comune di Setteville e ad un accordo trovato con il gruppo sportivo Astra e la nuovissima associazione Quota 632, abbiamo finalmente ottenuto uno spazio condiviso vicino alla nuovissima struttura del Palavas, a Vas proprio. Questo per noi di Una stanza per un sorriso non è solo un ufficio, non è solo un luogo, è un traguardo che ci riempie il cuore. Finalmente avremo un punto fisso sul territorio, un luogo dove accogliere chi ha bisogno, dove fornire informazioni o semplicemente dove qualcuno può venire a trovarci per essere ascoltato. Sapere che c'è un posto dove poter dire qui ci siamo cambia completamente la prospettiva del nostro lavoro. Presto comunicheremo tramite i social e tramite l'app Municipium tutte le specifiche, in maniera tale che questo servizio possa essere accessibile a chiunque ne abbia la necessità. È un passo avanti enorme verso una solidarietà che non è solo un evento annuale, ma è una presenza quotidiana e costante. Ma ora, signori, guardiamo avanti. Stasera apriamo ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione Pink Power.
Lo so, ottobre magari sembra lontano, ma vi assicuro che noi stiamo già lavorando da tempo con tutto il cuore per permettere che questa manifestazione sia ancora più grande, ancora più coinvolgente e ancora più emozionante, o perlomeno ci proviamo. Stasera potremo rivedere insieme le emozioni della prima edizione, guardare quegli scatti meravigliosi dell'Associazione Fotografica Imago, le immagini di Valdo TV, le immagini del drone di Tristano dal Canton, che non so se c'è stasera, ma vorrei ringraziarlo. Per noi è una cosa veramente emozionante. Loro, con la loro passione, sono riusciti a catturare forza, energia e, lasciatemelo dire, anche l'umanità profonda di quella giornata. Ogni foto racconta una storia diversa, ma tutte parlano di coraggio. E ho anche una novità speciale da annunciarvi, una di quelle che ci rendono veramente orgogliosi. Grazie alla collaborazione con Alpen Plus e con l'associazione Quota 632 abbiamo creato una t-shirt limited edition, ci sono solo 150 pezzi. L'idea è quella di trasformare questa maglietta in un vero e proprio simbolo della manifestazione. Vorremmo creare una specie di collezione Pink Power, magliette magari dal design diverso ogni anno, ma unite da una stessa anima. È un progetto che cresce e si evolve nel tempo, un po' come noi che ci proviamo ogni anno. È un progetto... sì, ecco, mi sono persa, grazie. Alex mi ha distratto. C'è un piccolo segreto: chi indosserà questa maglietta durante la camminata di ottobre riceverà una sorpresa speciale lungo il percorso. Quindi il mio invito per questa sera è molto semplice. Partecipate, non solo con l'iscrizione, ma con il cuore. Sostenete il progetto, condividete la nostra missione, perché Pink Power non è fatta solo di musica o di loghi, ma di persone reali, di tutti noi. Di storie vere, grazie, di donne e di uomini che combattono ogni giorno con una dignità immensa. Se anche solo una persona, grazie a quello che facciamo, si sentirà un po' meno sola o ritroverà il sorriso davanti allo specchio, allora tutto questo avrà avuto un senso immenso. Avremmo fatto qualcosa di veramente grande, perché la solidarietà non si misura in chilometri, in percorsi, ma in cuori toccati. Grazie di cuore a tutti voi per essere qui presenti, per credere in questa visione e per aver scelto di camminare insieme a noi. Non sottovalutate mai il potere di una comunità unita. Insieme siamo davvero una forza della natura. Allora, grazie. Allora ragazzi, ci vediamo sulla linea di partenza, pronti a colorare cuero di rosa. Prima di lasciarvi vorrei solo farvi riflettere su un'ultima cosa. Ognuno di noi ha una piccola luce dentro. Quando siamo soli, quella luce può sembrare debole, quasi tremolante di fronte alle difficoltà. Ma quando ci uniamo, camminiamo insieme, come faremo quel giorno per Pink Power, quelle luci diventano un faro. Questo faro è ciò che guida chi si sente smarrito nel buio della malattia. E la speranza è la speranza che dice: guarda, non sei solo, noi siamo qui, stiamo camminando per te e insieme a te. Grazie. Alex, ti rilascio la parola. Ci sono poche cose che potrei dire dopo l'intervento di Elena, che ha chiarito in maniera molto ampia quello che è il senso delle cose che stiamo facendo, partendo anche proprio dal punto informativo, da tutto quello che ovviamente può riguardare la parte sociale di ciò che stiamo rappresentando questa sera. Quello che posso dire in più è qualcosa di tecnico in realtà. Quest'anno, anche ascoltando le richieste di alcuni runner che lo scorso anno avrebbero voluto partecipare, ma lo spazio a loro dedicato poteva essere minimale, abbiamo deciso di inserire anche una 10 km agonistica con un numero chiuso a 200 presenze che partirà 2 minuti prima della camminata in rosa. Quindi avremo anche la corsa agonistica sui 10 km esatti, precisi, con anche già degli atleti di un certo valore che si sono prestati ad essere testimonial, come Nicole Marsura, che è una fortissima atleta dell'atletica leggera triveneta. Questa sera peraltro abbiamo qua tra noi
l'abbiamo vista prima in foto, un'altra delle nostre testimonial, Gloria Lorenzetti, che arriva dalla Francia direttamente, dove ha vinto una medaglia di bronzo nella scherma paraolimpica in una gara di livello mondiale questa scorsa settimana. Ha voluto essere qua, e con lei c'è anche il 4 volte olimpionico Ezio Luisetto. Saranno naturalmente con noi al Via di Pin Power anche il 18 ottobre. Ci stiamo organizzando bene. I percorsi per la camminata saranno sempre 2, 10 km e 5 km, ma ci sono sul tracciato, penso di poterlo dire, alcune novità che andremo a svelare strada facendo. Non lo possiamo fare subito, per rendere la giornata, oltre che una bella camminata, anche un momento di cultura, di divertimento, di musica. Stiamo tessendo una tela che quando sarà completa probabilmente potrebbe anche un po' sorprendere, soprattutto se lo facciamo male, quindi cerchiamo di farlo bene. Prima di passare ad un qualcosa che è costato molto lavoro, voglio di par mio ringraziare un posto. Penso di non avere mai presentato niente qua, fermo. Nel mio cuore c'è da sempre la Valle di Schievenin, ed è una grandissima emozione per me essere proprio qua in valle con tanti paesani, che mi fa sempre piacere vedere tutte le volte che vengo, perché la Valle di Schievenin, secondo me, come posto per presentare Pin Power, era il centro del cuore del comune di Seville. Quindi grazie a Schievenin. Ed ora, cara Elena, noi ci sposteremo di lato. Perché? Perché è stato prodotto un cortometraggio o un lungometraggio, corto ma intenso, grazie alla regia di Carlo Stramare, con le voci di fondo e con le musiche direttamente di Omero Mondin. A voi la visione. Spesso, quando succede qualcosa di così grande, hai la tentazione di chiuderti, di isolarti, pensando di poter gestire tutto da sola. Ma no, non funziona così. Non puoi e non devi gestire tutto da sola. C'è un momento in cui smetti di camminare da solo ed inizi a farlo insieme. È l'energia che nasce quando decidiamo di esserci. Ci sono battaglie che non si vedono. Ci sono battaglie che si sentono. Ci sono battaglie che entrano in silenzio. Ci sono battaglie che cambiano tutto. Per questo a volte basta un gesto. Basta un gesto! Per questo a volte basta un controllo. Basta un controllo! Per questo a volte basta un passo. Basta un passo. Passo dopo passo
anche per chi non può farlo. Passo dopo passo, accanto a chi sta affrontando la propria salita. La propria salita. Il primo passo può iniziare adesso. E allora rendi giusto il momento, adesso. Non siamo solo numeri su un pettorale. Non siamo neanche solo camminatori. Siamo noi, siamo tu, siamo lei, siamo lui, siamo loro. Siamo noi! Siamo presenza fondamentale. Fondamentale! Il rosa, un colore. Il rosa, una presenza, una presenza. Un abbraccio che si vede da lontano. E anche nell'autunno. Anche nella vita. E quel rosa? Quel rosa è un modo per esserci. Per chi sta lottando. Perché ho lottato? Le strade si riempiono di passi, Le strade si riempiono di coraggio. anche nelle giornate grigie. Anche nelle giornate grigie possiamo scegliere di portare la luce. La luce! La luce! E quando succede, Quando succede, non siamo più solo persone. siamo qualcosa di più grande. Quando succede, ogni passo è un messaggio. Quando succede, ogni presenza è una carezza. Perché più siamo, più forte arriva il nostro ci siamo. E quel messaggio che arriva lontano. Lontano! Ma il primo passo è scegliere di esserci. Il primo passo è scegliere di esserci. E allora sì, sì con noi! Sì con noi, alla Pink Power. Acquero, Sette Ville, Belluno, Italia! Acquero per camminare insieme. Alla Pink Power per fare la differenza! Perché la prevenzione è vita e E la vita merita ogni passo. Il momento è questo, il passo è tuo. Unisciti a noi Alla Pink Power! E questo è il video ufficiale di presentazione di Pink Power 2026. È stato un grande lavoro e anche questo è un lavoro di insieme, di sinergia. La cosa più bella durante questo video, a parte i sorrisi di chi si è rivisto, erano i bambini che scandivano il ritmo battendo le mani, bellissimo. Secondo me noi possiamo, con le piccole risorse che abbiamo, sono quelle di ogni giorno, portare attraverso lo sport quello che un territorio si aspetta, ma anche quello che il sociale si aspetta. Possiamo farcela e ce la faremo. Lo scorso anno sono certo che ce la faremo, perché chi gira attorno a questo progetto è gente semplice ma corretta, coerente e soprattutto grintosa. Eravamo 700 nel 2025, l'obiettivo è superare quota 1000.
brutte bestie che non siete altro, se non ci aiutate a farlo va a finire che ci arrabbiamo. Quindi noi contiamo su tutti voi per riuscire a portare qua quei 300 in più che ci facciano superare quella quota. Superare quota 1000 vuol dire poter donare di più, vuol dire poter portare un messaggio più grande, allungare questa scia rosa. E a proposito di questa scia rosa, Elena, se vuoi venire con me, come in tutte le cose che si fanno bene abbiamo cercato di migliorare, ove fosse stato possibile, anche il gadget, la maglia, che verrà data ad ogni partecipante. Abbiamo prima visto la maglia nera, limited edition, che è già prenotabile, mentre il giorno che verrete troverete la maglia che adesso comparirà, non questa. Beh, il bello della Eccola diretta, qua. ragazzi. Questa è la maglia ufficiale di Pink Power 2026. Sarà una maglia in tessuto tecnico che verrà data a ciascun partecipante con la quota di iscrizione. Le iscrizioni, cara Elena, quando si aprono? Oggi si sono già aperte. Si sono già aperte, quindi abbiamo già rotto la quota 0 e ci avviciniamo ai 1000. Io, Elena, tu non lo sai, e se non lo sai lo saprai adesso. Questa serata la chiuderai tu. Beh, grazie Alex per questa improvvisata. Quello che voglio dirvi io questa sera è che sarebbe importante che ognuno di voi si portasse a casa un pensiero. Stasera voi siete qui per supportarci, e quello che volevo dirvi io è che stasera non acquisterete solo un biglietto per poter partecipare a una camminata, non acquisterete solo un pezzetto di stoffa da portarvi a casa. No, signori, stasera voi con quello che farete porterete a casa l'orgoglio di aver fatto sorridere una persona malata di cancro. Tutto qua. E quindi, cara Elena, possiamo chiudere con una certa enfasi. Signore e signori, ciao! Ciao! Grazie. Quando succede, ogni presenza è una carezza. Perché più siamo, più forte arriva il nostro ci siamo. E quel messaggio che arriva lontano. Lontano! Ma il primo passo è scegliere di esserci. Il primo passo è scegliere di esserci. Allora sì con noi! Sì con noi, alla Pink Power. Acquero, Sette Ville, Belluno, Italia! Acquero per camminare insieme. La Pink Power per fare la differenza! Perché la prevenzione è vita e la la vita merita ogni passo! Il momento è questo, il passo è tuo! Unisciti a noi Alla Pink Power!